Buon pomeriggio, buon lunedì, benvenuti all'anteprima corner. Come sempre è il momento di fare il bilancio di questo fine settimana che siamo lasciati alle spalle con gli impegni delle siciliane di Serie B, di Serie C. Vedremo fra poco anche il quadro completo dei risultati e anche la classifica del campionato di Serie C. Con questo tema iniziamo con il Catania, con un Catania che è ancora, diciamo, malato, non convalescente, perché anche in casa contro il Sorrento la squadra di Toscano ha faticato parecchio, soprattutto a vedere la porta, perché si registrano appena pochi tentativi di andare alla conclusione. Parleremo del momento del Catania con Alessandro Vagliasini. Buon pomeriggio. A voi. E chiaramente poi approfondiremo anche dopo, successivamente, i temi che riguardano il Palermo, che vive la vigilia di Coppa Italia perché domani gioca contro l'Udinese, e poi il campionato della Trapani e del Siracusa. Ma andiamo con ordine. Se abbiamo la possibilità, vediamo anche il quadro dei risultati di questo turno, che è il quinto, che si è già chiuso con in evidenza evidentemente il fatto che il Catania, abbiamo sottolineato, si è fatto fermare 0-0 in casa dal Sorrento, da alcuni risultati come il Monopoli che ha battuto il Latina e quindi si propone fra le altre cose lì in vetta alla classifica, lo stop del Trapani sul campo dell'Altamura e poi il Benevento che continua comunque a marciare con una certa solerzia, così come anche la Salernitana. Questo per fare il quadro. Vediamo la classifica brevemente. Alessandro con la Salernitana che ha 15, quindi più 5 sul Catania, il Benevento più 2 sul Catania che è terza a 10 punti, stessi punti del Casarano e del Monopoli, due società pugliesi. Il Monopoli si conferma in qualche modo squadra dell'anno passato, il Casarano è una matricola per quest'anno e già a 10 punti nelle prime 5 giornate, poi via via tutte le altre. Ma torniamo sulla classifica per un altro, per evidenziare solamente la posizione del Trapani che è in territorio positivo con più 3, mentre invece il Siracusa è fermo a 0 punti. Adesso ci concentriamo sul Catania, Alessandro. Partirei da una considerazione che ha più volte fatto mister Toscano in conferenza stampa in queste settimane, sì. Chiedendo alla propria squadra di avere sempre la percezione del pericolo. Adesso questo concetto espresso da Toscano riguarda proprio lo staff tecnico insieme alla squadra sulla percezione del pericolo che questa stagione possa scappare via troppo presto, perché i due inciampi di Cosenza e del Massimino contro il Sorrento hanno aperto, diciamo, già un solco importante tra il Catania e il primo posto, che è l'obiettivo dichiarato di questa stagione. 5 punti più il Benevento in mezzo che ne ha già 2 in più del Catania costituiscono un fatto assolutamente attuale a cui bisogna porre in tutti i modi rimedio. E allora, se torniamo a queste due prestazioni, le leghiamo insieme, Cosenza-Sorrento, la cosa più evidente in negativo è rappresentata dalla condizione atletica di questa squadra. Una squadra che fino alla partita col Monopoli volava letteralmente in campo, oggi è a Cosenza e Sorrento ha palesato un gap atletico evidente rispetto all'avversario e quindi da lì poi nascono tutte le problematiche di carattere tattico, perché non riuscendo a vincere duelli per un deficit di condizione atletica è chiaro che il Catania è costretto a inseguire, a correre all'indietro e a ritrovarsi poi nella fase di possesso a non riempire bene l'area di rigore, così come ha sottolineato Toscano a fine partita. Alessandro, però dopo 5 giorni... Attenzione Angelo, non è che sia un caso che la condizione atletica sia andata in regresso più il fardello degli infortunati, è evidente che è qualcosa che appartiene al metodo di lavoro, però, che deve essere corretto immediatamente. Permettimi Alessandro, dopo 5 giornate non si può entrare in questo tunnel, perché se una squadra accusa difficoltà fisiche, atletiche diciamo così, e anche fisiche, nelle prime 5 giornate, allora... Ma se tu guardi la prospettiva della stagione comincia a essere complicato. Bisogna vedere come lavori durante la settimana, che carichi di lavoro distribuisci nel corso della settimana, perché è evidente che sia contro il Cosenza che ieri, sabato, la squadra
proprio ha perso tutte le sue prerogative. Il calcio di Toscano è un calcio di aggressione, un calcio di pressione in avanti, un calcio di duelli. In queste tre caratteristiche il Catania è andato in difficoltà contro il Sorrento, non contro la Salernitana, e questo è il dato più inquietante. Mi pare difficile che possa cambiare qualcosa da qui a mercoledì, quando il Catania tornerà di nuovo in campo. Allora, è ovvio che da un punto di vista fisico, siamo troppo a ridosso di due partite che fanno poi insomma, l'insieme con quella del Sorrento, quindi 3 partite in 8 giorni. È chiaro che tu in questa settimana devi cercare di gestire quello che hai per quello che hai già fatto. Non c'è la possibilità di dare immediatamente questa auspicata correzione, però è chiaro che a partire dal lunedì successivo alla partita col Cerignola, se si deve approntare un correttivo che sia di preparazione, che sia di carattere tattico, e allora va fatto senza se e senza ma, perché il campionato non ti aspetta. Sul carattere tattico vorrei sentire Toscano, che ha parlato proprio di un possibile diverso modo di stare in campo. Così ha detto Toscano. Vediamo allora cosa ha detto. Nelle soluzioni che dobbiamo trovare potrebbe essere anche quella di trovare la disposizione giusta per riempire meglio l'area, per essere più pericolosi, ma trovando sempre l'equilibrio giusto, perché poi nelle partite devi trovare l'equilibrio giusto, cosa che non abbiamo trovato a Cosenza, e oggi l'abbiamo ritrovato, però dovevamo fare meglio magari negli ultimi 16 metri. Allora, Toscano parla di equilibri da trovare in campo, noi ci aggiungiamo forse anche il passo giusto da tenere in campo, che diciamo che è diverso. Però queste correzioni, Angelo, se posso collegarmi alla risposta di Toscano, possibili cambiamenti tattici non possono prescindere dal recupero degli infortunati, certo. Perché è chiaro che in questo momento, faccio un esempio, a centrocampo hai una coperta cortissima, quindi se pensi di intervenire tatticamente sull'assetto del centrocampo, oggi non lo puoi fare, oggi devi gestire quello che hai, nella speranza che gli infortunati di carattere muscolare, che sono la maggior parte, tranne Martic che ha una prognosi lunga, riescano a recuperare in un tempo ragionevole e non troppo lontano. E nel breve periodo magari si potrebbe pensare a giocare con solo trequartisti e magari 2 attaccanti. Sì, però ti privi della possibilità di incidere a partite in corso, perché se fai giocare Lunetta al primo minuto, faccio un esempio, più vicino a Forte, in panchina, mancando sia Caturano che Rolfini, non hai il surrogato che ti possa dare quel qualcosa in più a partite in corso, e quindi è un po' il cane che si morde la coda. Torniamo alla partita di sabato, quella con il Sorrento, e vediamo insieme il top del match. Alessandro. Sì, diciamo che è tra i meno peggio, se mi passi la battuta, perché la squadra comunque come livello medio ha vissuto un pomeriggio a livello basso da un punto di vista della prestazione, però Ierardi non ha fatto disastri e anzi nel secondo tempo è stato uno di quelli che si è proposto con maggiore frequenza nella metà campo avversaria, cercando in qualche occasione anche la battuta da fuori area per insomma, scacciare i fantasmi. È un giocatore che comunque in questa prima parte della stagione ha fatto discretamente bene, già 2 gol in 5 presenze e ha un record di 4 reti in una stagione segnato nel 2022-2023 con la maglia del Vicenza. Alessandro, prima di chiudere l'argomento Catania e andare a collegarci dopo la pausa con Palermo, non possiamo non parlare della partita con il Trapani, che arriva mercoledì, una partita in serale, un derby. Il Trapani viene comunque da una serie di risultati positivi, anche se è stato fermato ieri dall'Altamura sull'1-1, però è una squadra che dà l'impressione di stare in salute. Angelo, è vero quello che dici, però se mi avessi fatto la stessa domanda l'altro ieri ti avrei risposto seccamente con un pronostico nettamente alla parte del Trapani. Perché ho modificato questo tipo di valutazione, o almeno parzialmente? Perché ieri, vedendo la distinta del Trapani ad Altamura, ho notato diverse assenze che non erano preannunziate alla vigilia della gara con l'Altamura, giocatori diciamo convocati ma che poi non erano neanche in panchina, e parlo di giocatori importanti del Trapani come Carriero, come Fischnaller, insomma giocatori che in questa prima parte della stagione hanno dato un contributo molto importante alla fortuna della squadra di Aronica.
Quindi andrei un attimo a rivalutare il giudizio. Sì, è vero, il Trapani sta bene, è una squadra che ha alcune individualità di spicco, sicuramente ha un morale migliore rispetto a quello del Catania in questo momento, però ecco, nella sommatoria delle indisponibilità che poi daremo con più precisione stasera nel corso di corner per quanto riguarda sia il Trapani ma anche il Catania, forse arrivano a questa sfida diretta, diciamo con un livello quasi paritetico, ma dove l'incognita vera è rappresentata dalla condizione fisica di quelli che il Catania ha a disposizione adesso. Va bene, grazie. Allora Alessandro, noi parleremo stasera di Catania, della sfida del Catania con il Sorrento, ma ci proietteremo abbondantemente anche sul derby. È ufficiale il divieto di trasferta per i tifosi del Catania, ormai era ampiamente annunciato. E poi abbiamo anche la designazione per mercoledì, la gara di Trapani verrà diretta al signor Drigo di Portogruaro. Bene, grazie Ale, ci vediamo più tardi stasera alle 20:45 con Corner. Noi adesso ci fermiamo, breve sosta e poi collegamento con Palermo per parlare della vigilia di Coppa Italia che la squadra di Inzaghi ritroverà nella giornata di domani proprio sul campo dell'Udinese. E adesso ci occupiamo di Palermo, parliamo della Coppa Italia, la Coppa Italia Big, quella diciamo di primissima fascia, dove partecipano chiaramente, alla quale partecipano anche le formazioni di Serie A. Una di queste è l'Udinese che domani riceverà in casa il Palermo. Vado da Marco Gullà, buon pomeriggio Marco. Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio Angelo. Allora, la prima osservazione che ti faccio, la prima domanda che ti faccio è se questa Coppa Italia in qualche modo, questo impegno infrasettimanale di Coppa Italia può influire sul cammino della squadra di Inzaghi. È vero, sì, è una partita stimolante, importante, un eventuale passaggio del turno significherebbe poi andare a giocare contro la Juventus, però nella programma e nell'obiettivo del Palermo c'è sicuramente la vittoria del campionato. Ecco, questi turni infrasettimanali quanto e se incidono? Ma incidere no, anzi, anche perché Inzaghi lo ha fatto intendere nel corso anche delle conferenze stampa che ha tenuto prima anche del match contro il Bari, insomma farà ampio turnover anche per domani, quindi magari chi non ha giocato in campionato sicuramente sarà impiegato di più nella partita di domani, quindi non credo tanto incida atleticamente sulla squadra, che tra l'altro poi insomma ha una partita ravvicinata, quella del Manuzzi contro il Cesena in campionato. Sono giocatori, tra l'altro il Palermo ha un'età giovane di calciatori e quindi sicuramente non credo che incidi tantissimo, anzi potrebbe anche essere una molla psicologica a fare ancora meglio, perché se dovesse arrivare un risultato positivo ci sarebbe certamente un upgrade da parte della squadra che inizierebbe a capire di essere forte, a capire ancora di più di essere forte e ovviamente di voler puntare poi alla vittoria del campionato. Poi da quello che abbiamo inteso domani dovrebbero giocare, come ho detto poc'anzi, quelli che sono stati impiegati meno, quindi probabile che ci sia più spazio per Vasic, ci sarà più spazio per ad esempio Corona che potrebbe far rifiatare poi Ampalo, Brunori potrebbe partire dal primo minuto, così come Leduaron, tutti giocatori che magari ultimamente sono stati impiegati un po' meno. Leduaron ad esempio non è partito titolare contro il Bari, è entrato dopo e ha poi segnato. Brunori la partita precedente, quella contro il Sudtirolo, non ha giocato. Chi merita di rifiatare un po' di più sicuramente rifiaterà, mentre chi è sceso in campo meno domani sarà titolare al Friuli contro l'Udinese. Attenzione, è una partita difficile, però sappiamo benissimo che in Coppa Italia a volte i risultati possono anche un po' andare controcorrente a quelle che sono le previsioni della vigilia. E poi l'Udinese, vista sabato, non mi è sembrata questa squadra così, diciamo, questa corazzata. Allora sentiamo Inzaghi proprio sulla partita di domani.
Avremmo voluto goderci un po' di più l'ultima vittoria, però penso sia una cosa bellissima andare in uno stadio Serie A, uno stadio così bello. Sarà dura, ma siamo pronti e è un bel periodo e speriamo di continuare su questa strada. L'Udinese ha caratteristiche ben precise. Da un punto di vista tattico, quale potrà essere la chiave decisiva per affrontare questa squadra? Insomma, quando giochi contro una squadra di Serie A così forte devi fare la classica parità perfetta, però noi siamo consci delle nostre possibilità, penso che sia un jolly da giocarci, è chiaro che passando potremo andare a giocare al Juventus Stadium, sarebbe bellissimo per noi, per la nostra gente. Daremo tutto noi stessi e speriamo di fare una grande partita. Allora, questi sono gli auspici e l'augurio di Inzaghi per la partita di domani tra Udinese e Palermo di Coppa Italia. Torno da Marco Gullà perché adesso riprendiamo il discorso campionato, ripartiamo dalla classifica, vediamo la fotografia del campionato cadetto con il Modena, con il Palermo ed il Cesena in questo momento che guidano la classifica. Poi a 8 c'è il Frosinone, a 7 il Monza, l'Avellino, a 6 c'è la Juve Stabia, la Carrarese, la Reggiana, il Sudtirolo, il Venezia a 5 punti assieme al Virtus Entella, 4 per Pescara, Catanzaro, Padova e ancora Empoli, poi 3 punti per il Mantova, Spezia 2, Bari 1 punto, la Sampdoria ahimè ferma 0 punti, una squadra, quella blu cercata, che nonostante il ripescaggio nel campionato non doveva neanche giocarlo di Serie B, insomma, si ritrova praticamente in fondo alla classifica. Evidentemente non sono stati fatti gli investimenti necessari e giusti. Comunque vengo da te per il campionato, ci facevi prima cenno e facevi riferimento a quelli che sono i prossimi impegni proprio in campionato invece del Palermo. Ridevo perché la Sampdoria probabilmente non lo doveva nemmeno giocare. Ma l'ho detto prima, no? È stata ripescata. Sì, infatti. Al di là di questo, Angelo, sì, gli impegni sono ravvicinati e credo che il Palermo in queste ultime partite prima della sosta si gioca tanto. Si gioca tanto domani a Udine perché ovviamente in ballo c'è lo Juventus Stadium che sarà sicuramente emozionante, potrebbe essere sicuramente una vetrina importante per tanti giocatori, ma poi c'è il Palermo, il Cesena fuori casa, quindi scontro al vertice, poi hai il Venezia in casa. Altra partita abbastanza delicata perché comunque il Venezia, al di là di un inizio non proprio esaltante, è sempre una squadra di grande qualità e arriva dalla Serie A. E poi c'è lo Spezia fuori casa il 4 ottobre a chiudere questo mini ciclo, questo mini tour de force. Quindi il Palermo, soprattutto in campionato, in queste 3 partite sarà una prima radiografia delle sue ambizioni, delle sue velleità. Credo che forse la partita più difficile sarà proprio quella di sabato a Cesena, perché il Cesena è una squadra che ho visto all'opera, gioca bene, gioca un calcio molto molto divertente, fluido, una squadra che gioca quasi a memoria con Mignani che, lo ricordiamo, non è nuovo a grandi stagioni, ci arrivò vicinissimo con il Bari quando perse la Serie A proprio all'ultimo secondo per via del gol del Cagliari con Pavoletti, quindi diciamo subito che è una partita molto molto complicata. Poi ovvio che se dovesse passare questo primo step, poi la gara casalinga con il Venezia potrebbe rappresentare davvero un esame di maturità per la formazione di Pippo Inzaghi. E allora, intanto vediamo come va domani e poi tu ci racconterai chiaramente il match nei nostri telegiornali, ma nello stesso tempo ci racconterai anche l'avvicinamento al prossimo impegno, alla sfida con il Cesena della squadra. Domani spazio per Beresischi, potrebbe esserci spazio per Beresischi, vedremo se sarà convocato. A breve arriveranno i convocati. Aspettiamo allora eventuali novità anche non solo dai convocati ma anche dalla formazione che scenderà in campo contro l'Udinese. Grazie al nostro Marco Gullà che ci ha raccontato le ultime sul Palermo. Buon pomeriggio a te. Adesso invece torniamo a occuparci di Serie C, di Lega Pro. Lo facciamo con Franco Cammarasana che vedo in collegamento, eccolo qui. Buon pomeriggio Franco. Allora, dunque, parliamo subito, volevo capire se abbiamo anche collegato Siracusa nel frattempo, in modo tale da, non dico fare un ping pong, eccolo qua, anche il nostro Marco Perruito c'è anche. Marco, fra poco veniamo da te, però intanto vado a sentire Franco Cammarasana su questo pareggio del Trapani sul campo dell'Altamura. In qualche modo forse ha frenato l'idea che
chiaramente del tecnico Aronica, che fra poco sentiremo, cioè di accorciare ancora il gap rispetto alle prime della classe, ma soprattutto vorrei chiederti, alla fine in campo non sono andati, non erano neanche in panchina 4-5 giocatori che erano in realtà stati convocati da Aronica. È successo qualcosa? Qualcuno di loro sta poco bene? Sono stati preservati invece per la partita con il Catania di mercoledì sera? Qualcuno sicuramente è preservato in vista della partita di mercoledì, mi riferisco principalmente a Canotto e qualche altro, altri invece perché attaccati, e il Trapani ne ha più di uno. Se il Trapani volesse puntare a vincere la partita lo si è intuito da come Aronica ha schierato la squadra, è tornato con il sistema 3 in difesa e in avanti ha schierato due attaccanti puri come Grandolfo e Vasquez, che veniva da un periodo lungo di ripresa dopo un infortunio abbastanza serio. Fra l'altro è stato buono perché ha realizzato il gol del momentaneo vantaggio, il gol numero 50 per questo attaccante argentino. E ripeto, c'erano assenze in difesa, vedi Negro e Nicoli, c'erano assenze alcune forzate in avanti, per esempio Ninta La Sorsa non convocato, non c'era nemmeno, si figuravano, guarda, tra i convocati diversi giocatori che in effetti non erano nemmeno in tribuna. Mi riferisco per esempio ad alcuni, primo fra tutti di Schnaller, il quale alla proprio immediata vigilia della partita è dovuto andare via perché gli è nato un bimbo e quindi io penso che sarà comunque disponibile per la gara di mercoledì contro il Catania. Però è una formazione, quella schierata contro l'Altamura, decisamente votata all'attacco, lo si è visto anche nel primo tempo con Trapani, che ha gestito e dominato la partita anche avvalendosi sull'esperienza dei suoi giocatori. Ricordo, per chi non lo sapesse, che l'Altamura è una squadra molto giovane, addirittura è scesa in campo con 5 under. Ebbene, il Trapani non ha saputo chiudere la partita nel primo tempo, nella ripresa ha atteso fin troppo la reazione, ha controllato sì, ma non in maniera perfetta la reazione prevedibile dell'Altamura, e poi alla fine ha subito il gol del pari e a tempo scaduto addirittura ha rischiato sugli sviluppi di un calcio piazzato addirittura il gol della sconfitta. Sicuramente sarà un Trapani sul piano del sistema tattico e della formazione un pochino diverso contro il Catania. Allora, a proposito della partita con il Catania, ci puoi anticipare qualcosa, trapela qualcosa sul Trapani che vedremo in campo al Provinciale? No, sicuramente a mio avviso torneranno titolari in avanti Canotto e Fishnall. In difesa bisogna vedere come stanno i vari Negro e lo stesso Nicoli, ad esempio. No? Per il resto poi a centrocampo non ci dovrebbero essere grosse novità. Ripeto, oggi pomeriggio il Trapani gioca e torna ad allenarsi al Provinciale e si farà un pochino la conta dei presenti e soprattutto di quelli che sotto l'aspetto fisico-atletico sono in condizione, ripeto, di poter assicurare la loro presenza contro il Catania. Ma le novità più di queste non dovrebbero esserci, ripeto, non ci dovrebbero essere molte più novità di quelle che ti ho indicato poco fa. Grazie allora Franco Cammarasana, grazie ancora per il tuo contributo sul Trapani. Sentiamo velocemente Aronica e poi andremo a sentire e andremo a collegarci con Marco Petrolito a Siracusa. In virtù degli episodi ritengo un pareggio giusto, che ci può stare. Se fossimo stati magari un po' più attenti nel gestire la fine della gara magari potevamo anche fare bottino pieno, però abbiamo giocato una buona squadra, una squadra organizzata, una squadra che propone un bel calcio, quindi sicuramente venire a fare punti ad Altamura
non è semplice, per come si era incanata la partita c'è un po' di rammarico, però ritengo che abbia fatto una grande prestazione, una buona gara nonostante qualche assenza di troppo, e quindi dico bravi ai ragazzi, ci prepariamo per mercoledì, recuperiamo le energie e siamo pronti per il turno infrasettimana. Per quanto riguarda i numeri, fase realizzativa e fase difensiva, sicuramente sono dei buoni numeri, abbiamo subito poco gol in tutte queste partite, però ritengo che bisogna ancora migliorare, potevamo fare qualcosa in più, dovevamo cercare di chiudere, e quindi siamo stati poco cinici nel cercare di chiudere la partita e portare a casa i 3 punti. Allora, le parole di mister Aronica. Adesso andiamo a Siracusa come anticipato, c'è Marco Petrolito per noi, un Siracusa che continua a non raccogliere e continua anche in qualche modo a sprecare, però mostra tutta la sua fragilità e forse il fatto di essere una matricola si evidenzia un po' troppo nella parte finale delle gare. Marco. Sì, in effetti hai detto bene, è una situazione che comincia a farsi critica per la formazione azzurra, che è reduce da 5 sconfitte consecutive. Vero è che ha incontrato 5 squadre che comunque sono ai vertici della classifica: Salernitana, Benevento, Monopoli e Crotone, anche lo stesso Cerignola che comunque è in zona playoff, ma non deve essere questa una scusante, anche se il fatto che tutte le sconfitte siano maturate nei secondi tempi, addirittura nel caso di Crotone nei minuti finali, indicano che palesemente c'è un problema di condizione fisica della squadra che non è ancora a top. È chiaro che dopo un mese, adesso le prossime 2 gare, quelle interne con Potenza e quella poi di domenica con il Cosenza, rappresentano, al di là della fiducia della società nei confronti del tecnico Turati, un banco di prova molto importante che potrebbe influire e determinare eventuali decisioni future. La squadra in linea di massima, eccezione fatta per la gara con il Benevento, ha sempre tenuto bene il campo, come dicevi, ha mancato forse in fase realizzativa quella zampata vincente anche a Crotone, ricordiamolo, sullo 0-0. È stata clamorosa l'occasione sprecata sul tapin da Valente, che avrebbe potuto portare il Siracusa in vantaggio quando mancavano meno di 20 minuti al 90°. E poi un copione già visto, una squadra che subita la rete dello svantaggio si sbilancia in avanti, patisce le azioni di rimessa che sino ad oggi l'hanno sempre punita, ad ogni disattenzione difensiva, quindi si trova a dover subire il gol che poi taglia le gambe e che ha deciso la partita a Crotone, così come in altre occasioni. Abbiamo visto già la stessa antifona in diverse occasioni. Dunque bisogna porre rimedio a questa situazione. Mister Turati lo sa bene, sta cercando di lavorare, ha cambiato qualcosa rispetto alla gara che aveva perso la settimana precedente in casa con il Benevento, ma il risultato è rimasto tale, quindi quinta sconfitta, 0 punti in classifica, banco di prova importante, lo dicevamo, per le prossime 2 partite che possono determinare il futuro suo e della squadra. Marco, sentiamo Turati. Giocando con Grande ho lasciato qualcosa dal punto di vista delle esperienze in questo campionato, poi insomma chiaramente abbiamo ancora tantissimi calciatori che dobbiamo recuperare dal punto di vista fisico, quindi è una scelta che facciamo per premiare i calciatori che sono maggiormente pronti da questo punto di vista. Per 70 minuti ci siamo sempre espressi bene contro tutte le nostre avversari. In queste prime 5 partite sono 25 sconfitte che arrivano unite negli ultimi 20-25 minuti. Oggi fino a un quarto d'anno alla fine avevo la sensazione che potesse cambiare qualcosa, perché comunque abbiamo mantenuto un ritmo alto, un ritmo costante, quindi speravo di una zampata per ottenere il risultato, così non è stato. E allora sperava in una zampata, ma non c'è stata, quindi Siracusa segna ancora il passo, continua a fare segnare il passo, 0 punti. La prossima sfida in casa, ci sono novità, potrebbero esserci novità, 1 minuto poco meno per dirci le ultime. Sì, potrebbe profilarsi l'esordio di Parigini sin dall'inizio, che ha giocato qualche minuto nell'ultima gara, potrebbe essere una sua giocata magari, così come quella di Valente, a determinare le sorti di una partita che si deve assolutamente vincere. Il pubblico lo chiede, i tifosi che hanno seguito la squadra anche in trasferta a Crotone vogliono i risultati, vogliono che questo Siracusa possa iniziare a marciare, quindi in città c'è il sentore che le cose possano ancora cambiare. Tutti dicono che il campionato per il Siracusa inizia adesso, quindi staremo a vedere cosa produrrà la squadra, che tornerà ad allenarsi oggi pomeriggio a Nicola De Simone in vista dell'impegno in programma dopodomani alle 18:30.
Grazie allora a Marco Pietrolito da Siracusa. Noi ci fermiamo qui per Anteprima Corner, l'appuntamento come sempre alle 20:45, come sempre su Telecolor, per parlare di Catania, approfondire e sviscerare quello che è il momento, diciamo con tante ombre, della squadra di Toscano. Tutto questo dunque durante Corner. A tutti voi l'augurio di un buon pomeriggio.